Buonasera a tutti ragazzi, ancora una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata oggi alle 13:30 al largo del mare Adriatico, quindi tra Abruzzo e Molise, a una profondità di soli 6 km. Quindi il terremoto è stato ascoltato a Pescara, a Montesilvano, in provincia di Pescara, da Chieti a San Severo, in provincia di Foggia, diciamo, è stato segnalato da molte persone, anche se non ci sono, diciamo, danni a persone o cose, è stato solamente avvertito lievemente dalla popolazione, quindi diciamo nei pressi più o meno dell'epicentro, quindi magnitudo 3 nel mare Adriatico, quindi tra l'Abruzzo e il Molise. E in effetti sono andato a controllare sull'INCV ed è vero, quindi Adriatico centrale 13:20, poi ce n'è stata una alle 18:02 Costa Garganica a Foggia e poi ci sono state sempre quelle scosse di terremoto che stanno diciamo avvenendo ultimamente, diciamo ad Albi alle 13:38, Costa Ionica Crotonese, diciamo Troina, diciamo sempre la stessa parte a finale, quindi Amatrice, Norcia, Albi, Albi, Amatrice, Accumuli, quindi non è cambiato nulla ragazzi, quindi sempre la stessa parte sta tremando, quindi le scosse sono sempre le stesse, quindi voglio vedere sull'SMC se ci sono novità. Stamattina tremava tutto, non credo sia cambiato, quindi diamo un'occhiata che dice adesso qua. In effetti Porto Rico, sì, Porto Rico, Turchia, sempre gli stessi ragazzi, quindi non è cambiato nulla, quindi continua questo sciame sismo Porto Rico e Turchia nel mondo, invece da noi, come ho detto, diciamo sempre Albi, accumuli, diciamo Amatrice, Albi, diciamo in queste quattro parti dell'Italia, quindi e poi c'è stata questa scossa di terremoto nell'Adriatico oggi, quindi tra Abruzzo e Molise, quindi è stata sentita dalla gente, però lievemente, quindi non ci sono giustamente danni né a persone né a cose, quindi continua, diciamo, questa sequenza sismica. Quindi diciamo, la più forte è stata avvertita alle 16:13, ha avuto epicentro Troina, provincia di Enna, quindi anche qui comunque continua a tremare, quindi perlomeno ragazzi, com'era stamattina, com'era ieri eppure oggi, quindi non è cambiato nulla, quindi ci sta questa serie di scosse in Sicilia nella zona dell'Enese, quindi diciamo non è cambiato nulla. Vabbè ragazzi, vi auguro buona serata. Quindi ci sono tanti terremoti in Italia, quindi Albi. Ciao, grazie milanese, quindi Albi, poi ci sta Amatrice, Accumuli, diciamo tutte zone un po' particolari, quindi diciamo che adesso nel mare Adriatico, in effetti, quindi tra Abruzzo e Molise, di magnitudo 3 a una profondità di solo 6 km, quindi in mare, sulla costa. È stato sentito, diciamo, sia dall'Abruzzo che dal Molise. Ma figurati. Quindi ragazzi, vi auguro buona. Sì, 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 è vicino alla provincia, sì, sì. Questo è Troina, in effetti, si chiama questo paese, vicino alla, diciamo, Adenna. Però sono tutte scosse piccoline, però Catania, Caltanissetta, San Teodoro, Cesaro, Gagliano, tutti questi paesi la stanno sentendo bene, quindi Castelferrato, Recalbutto, Ceramia, Gira, Bronte, la famosa Bronte dove fanno i pistacchi, quindi tutte queste paesini la stanno sentendo, tutta questa scia sismica che sta in provincia di Enna, quindi si teme, diciamo, giustamente che possa capitare un terremoto più forte, questa è la paura che hanno, quindi ad Albi ancora in Calabria continua la sequenza sismica, come pure, non lo so, ti dico una verità, perché ha dato 21, in effetti la neve la dava dalle 21 in poi, quindi
Per ora no, quindi ho visto anche su certe webcam, no, ancora no, è presto. Credo dalle 21 in poi portava questa neve, diciamo, al centro-sud. Stasera, sì, sì. E poi la giornata di domani già portava, diciamo, sì, sì. Sì, ma pure qua a Salerno ha fatto caldo a finale, anche se, diciamo, tra il centro e il sud è la parte centrale, quindi non la costa tirrenica e non la costa adriatica, è proprio il centro, in effetti, del centro-sud. Quindi sarà una cosa sulle montagne, in effetti, quindi sarà pure in Campania, però lato interno. No, Salernitano, in effetti, un po' più giù. Sì, Massimo, lo so, però sai che cos'è? È troppi giorni che trema, quindi va a finire come l'altra volta, ti ricordi a Port, dov'era? Turchia, Turchia, scossa, 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 e poi è avvenuta quella dei 6,8. E c'è anche da preoccuparsi perché davvero sono 15-20 giorni che trema sta terra, quindi non è un giorno. Sì, sì, in effetti il dialetto è quasi uguale a finale. Non, diciamo non cambieremo quasi nulla tra noi e il dialetto napoletano, quindi diciamo noi ci conosciamo tra i dialetti, ma uno diciamo di no, del nord non capirebbe. In effetti se parlo io dice che sono napoletano, quindi i dialetti sembrano tutti uguali se parliamo di Salerno, Napoli, queste province qua, quindi quando vai al nord dicono sei napoletano, quindi è garantito. Vabbè ragazzi, vi auguro buona continuazione e ci sentiamo più tardi, quindi a dopo, ciao. Grazie Concetta, ciao.